Le infrastrutture che servono, le difficoltà a realizzare in territori molto abitati come il nostro. Parliamo di alta velocità della tratta Venezia-Trieste. Ora c'è un nuovo tracciato alternativo a quello litoraneo contestato dai sindaci. Il progetto è stato illustrato oggi, ma i tempi di realizzazione potrebbero allungarsi e c'è chi resta contrario. Vediamo. Un tracciato parallelo alla linea ferroviaria storica Venezia-Trieste con varianti o tunnel per limitare l'impatto ambientale nei 14 comuni interessati dal progetto. È la proposta alternativa che il commissario straordinario per la TAV, Bortolo Mainardi, ha presentato agli enti locali. La posizione del Consiglio Comunale è non mettere in discussione la TAV. Poi sul tracciato chi è più bravo e chi ci dà più informazioni e chi ci consente di creare meno disastro ambientale, ecologico e disagio verso le famiglie, noi siamo per discutere. Un percorso più interno rispetto a quello lungo la gronda lagunare, fortemente contestato, che interessa anche parte del territorio del comune di Venezia, con il nodo di Tessera. Una cosa è certa, che secondo me sarebbe veramente un errore rinunciare a far arrivare l'alta velocità in aeroporto. Chiediamo anche che sia possibile costruire un tavolo di concertazione e condivisione assieme almeno ai comuni che sono più coinvolti in questo eventuale tracciato. In attesa di ricevere i finanziamenti si vada avanti con l'approfondimento dei tracciati e così via, ma per non perdere il treno c'è la necessità di elettrificare la Casarsa-Portogruaro. Ma c'è anche chi chiede di rinunciare al progetto proponendo un'alternativa attesa da anni. Sistema metropolitano ferroviario regionale che collegherebbe sicuramente ancora meglio le nostre città dentro un territorio che fondamentalmente è una metropoli diffusa, e pensiamo che appunto bisogna far funzionare bene quello che già c'è prima di fare altre cose che hanno un impatto, che avrebbero un impatto devastante per le popolazioni e per il territorio.